Si allunga la serie negativa del Matera. Con l'1-1 di oggi contro il Massafra sono salite a 7 le gare senza vittoria. Tra l'altro i biancazzurri non vincono tra le mura amiche da oltre 2 mesi. Questi dati statistici rispecchiano la situazione attuale del Matera che anche oggi, nonostante qualche sprazzo positivo, ha manifestato l'ormai cronica difficoltà di condurre in porto un risultato favorevole dopo essere passato in vantaggio. Gli ospiti giallorossi sono stati abilissimi nello sfruttare l'unica opportunità capitata. I biancazzurri invece hanno sprecato almeno 4 palle gol, non riuscendo a chiudere la partita con anticipo. La sintesi e la spiegazione di questo pareggio è tutta in questa differenza. E dire che il Matera era partito di gran carriera creando più di un problema alla retroguardia ospite. Al quinto minuto, su punizione battuta da Caputo, c'è stato l'inserimento di Barone che ha colpito di testa, ma la palla è stata respinta dalla traversa. I biancazzurri hanno mantenuto quasi costantemente il controllo del gioco e al 27esimo sono passati in vantaggio con una bella azione manovrata. Barone ha smistato bene per la corrente Ferrante che dopo aver costretto all'uscita il portiere lo ha superato con un pallonetto. Dopo il gol la gara ha mutato il suo volto tattico, il Matera si è fatto più guardingo ma non rinunciatario, agendo in contropiede ha sfiorato il gol in 3 occasioni e sempre con Innella, che al 34esimo ha mancato clamorosamente un cross da destra di Barone. Al 44esimo ha ricevuto da Ferrante una palla d'oro ma l'ha sprecata consentendo al portiere di ribattergli il tiro e un minuto dopo ha tergiversato un po' troppo prima di tentare di scavalcare il portiere che gli è uscito incontro commettendo fallo. I materani hanno anche reclamato un rigore per un fallo di mano in area di Contursi su cross di Valentino, ma l'arbitro ha optato per l'involontarietà. Nel secondo tempo c'è stata un'altra clamorosa occasione al 18esimo. Travolgente azione di Cifarelli sulla destra, cross e palla all'insalata che da posizione favorevolissima conclude troppo centralmente. Dopo quest'ultimo sprazzo degno di nota si è avuto il gol del Massafra. C'è stato un primo tiro di Bisci respinto da Cimino. Sul successivo cross Petilli di testa ha indirizzato verso la rete vanificando l'ultimo disperato tentativo di rinvio. La partita non ha detto più niente fino al termine, nonostante i tentativi dell'arbitro di vivacizzarla. Sconcertante il suo atteggiamento quando ha impedito che il medico sociale, dottor Viziello, intervenisse per soccorrere l'insalata. Colpito pericolosamente alla testa è rimasto a terra. Il signor Vivarelli ha addirittura espulso il sanitario, colpevole di non aver osservato le sue disposizioni. Un atteggiamento che ha surriscaldato lo scarso pubblico presente, rischiando di far degenerare un pomeriggio tranquillo. Per tornare al Matera ci sono da confermare le ultime impressioni. La squadra è ancora lontana da una condizione accettabile, sia sotto il profilo psicologico che fisico, e domenica c'è l'incontro con la capolista galatina. C'è insomma di che preoccuparsi.